buonasera, benvenuti. Intanto volevo rivolgere un ringraziamento a tutti i presenti, un ringraziamento che va oltre quello che si fa formalmente, perché questo era una specie esperimento, fare un incontro su Fogazzaro il 20 di dicembre, ultimo venerdì prima di Natale, piove, l'unica cosa è che fa caldo, no? È l'unica. Quindi grazie di essere presenti così numerosi. Allora, per parlare di Antonio Fogazzaro, compito piacevolissimo per quanto mi riguarda, perché a Fogazzaro io ho pubblicato nel 2011, in occasione del centenario della morte dello scrittore, un intero libro, che poi è un libricino, un libretto, rigorosamente ormai fuori commercio, che si intitola Fogazzaro in tasca, anche se io volevo intitolarlo Fogazzaro in pillole, ma questo abbinamento farmacologico con Fogazzaro non piaceva all'editore. Io poi volevo intitolarlo Fogazzaro de Poche, perché pensavo che fosse più chic e che Fogazzaro, che era molto incline alla cultura letteraria francese, avrebbe apprezzato retrospettivamente, e invece poi l'abbiamo intitolato più blandamente Fogazzaro in tasca, perché appunto pensate, è stato l'unico testo su Antonio Fogazzaro uscito nell'anno del suo centenario, che fu anche l'anno del centenario della morte di un grande scrittore veronese, Emilio Salgari, morto suicida proprio nell'anno in cui Fogazzaro morì. Ma Salgari ha ricevuto dei tributi numerosissimi, hanno pubblicato biografie, hanno ristampato le opere di Fogazzaro, come probabilmente saprete, hanno ristampato Piccolo Mondo Antico, che già si trovava copiosamente nelle librerie. Di tutti i suoi 7 romanzi ci sono ricordati di quello e forse del Santo, però non ha ricevuto una grande attenzione. Chi ha la memoria lunga si ricorderà che proprio quell'anno fu aperto un legato testamentario che era in deposito presso la Bertoliana, un legato testamentario di Fogazzaro che il conte Bosoroi aveva regalato alla biblioteca bertoliana, la cui apertura era vincolata al centenario della morte, quindi erano tutti eccitati all'idea di trovare dentro chissà che cosa. Noi sappiamo tutto della vita di Fogazzaro, cioè non ci sono risvolti di cui non siamo al corrente, per cui diciamo c'erano quelli come me che speravano in un inedito fogazzariano, magari non so, la prima stesura di un romanzo, qualcosa che avesse attinenza con l'ambito letterario. E poi c'erano invece, secondo me, tutti gli altri molto più numerosi che si aspettavano rivelazioni incresciose sulla vita matrimoniale di Fogazzaro. Non a caso, non è un prurito, non è una curiosità così oziosa, perché gran parte del successo letterario di Fogazzaro in vita, quando lui era in vita, si doveva alle tematiche dei suoi libri, e quasi tutte le storie d'amore di Fogazzaro, se non proprio tutte, certamente le più note, sono imperniate su questa divario, su questa separazione netta tra l'amore passione e l'amore coniugale. L'amore passione è rigorosamente fuori dal talamo coniugale. Proprio se c'è qualcuno che ha reso questa separazione, questo divario quasi ufficiale letterariamente, è stato Fogazzaro. Fogazzaro, credo che la maggior parte di voi lo sappia, aveva sposato una valmarana, matrimonio che gli servì tantissimo sia sotto il profilo letterario che sotto il profilo politico, perché poi lui non solo lavorò nell'amministrazione comunale di Vicenza, ma divenne poi senatore del Regno d'Italia. Il matrimonio con la valmarana fu un matrimonio tutto sommato riuscito. La moglie di Fogazzaro era una donna molto pratica, e magari quando Fogazzaro era all'apice della popolarità, riceveva tantissime lettere, per lo più di donne, perché erano, come allora come adesso, la maggior parte dei lettori di romanzi erano donne.
e trovavano affascinanti le storie d'amore di Fogazzaro, Malombra, Daniele Cortis, Il mistero del poeta, sono tutte storie d'amore lacerato, drammatico, no? Pieno di antagonismi, di conflitti di coscienza. Quindi gli scrivevano, gli arrivavano questi sacchi pieni di lettere, no? E pare che la moglie di Fogazzaro commentasse dicendo scalmanate che scrive a Toni, proprio in dialetto. Quindi era assolutamente molto sobria, insomma. Tuttavia, no, quando si aprì il legato, ricordo, si aprì ufficialmente in Sala Stucchi a Vicenza, io ero presente e c'erano tutti gli storici, c'erano tutti i notabili di Vicenza, anche quelli che non si erano mai interessati a Fogazzaro fino a 5 minuti prima dell'apertura del legato, e tutti ci aspettavamo, non so, lettere, no? Fogazzaro aveva avuto una precettrice, ha avuto 3 figli Fogazzaro, e un maschio e 2 femmine, e aveva una precettrice tedesca, no? Con cui si mormorava che ci fosse stata una mésalliance, un flirt, no? E tutti dicevano, ecco, dentro il legato ci saranno almeno tutto il carteggio, perché se non hanno consumato, almeno lo avrà consumato tanto inchiostro a scrivere su questo amore, no? Niente, un disastro, una cosa incredibile. Il legato conteneva delle agendine dove Fogazzaro prendeva nota anche di cose francamente imbarazzanti, tipo i suoi problemi intestinali. Poi c'erano strane contabilità che molto pudicamente, mi ricordano gli accademici olimpici che dovevano esporre il contenuto, non hanno voluto approfondire, eccetera, eccetera. E comunque niente di interessante, quindi alla fine è stato un bluff, no? Un bluff. Però resta che Fogazzaro in effetti è probabilmente il romanziere più interessante dell'epoca in cui lui ha vissuto e operato, in assoluto il più interessante. Se voi pensate che lui è morto nell'11, è nato nel 42, quindi lui ha vissuto nella Belle Époque, no? Cioè nell'ambito proprio di quella transizione della cultura della civiltà occidentale che insomma ha deciso il passaggio dal moderno al postmoderno. E lui ha avuto un tragitto curiosissimo, perché è stato un avanguardista, uno sperimentatore nella prima metà della sua vita, cioè grosso modo prima di arrivare al Novecento. Da quando è entrato nel secolo, dove poi alla fine è morto, si è posizionato su appunto posizioni, ideologie del secolo precedente, cioè è diventato molto più conservatore. E tuttavia, cioè, noi ce lo ricordiamo perché nel 1895 lui ha pubblicato il suo capolavoro, che è Piccolo mondo antico, che è oggettivamente il più bel romanzo di lingua italiana del Risorgimento, del periodo risorgimentale, in assoluto. Non ha proprio rivali. È superiore anche a tutto quello che quel decennio lì fu un decennio di ricchissima messe letteraria. Verga pubblicò i suoi 2 romanzi, De Roberto pubblicò Il Viceré, insomma c'erano tante, poi il momento di D'Annunzio, eccetera. Ma un romanzo come Piccolo mondo antico, in effetti, era un romanzo che apparteneva al secolo successivo, aveva bisogno di lettori più scaltriti di quel momento, e infatti non fu recepito. Non è stato Piccolo mondo antico il successo editoriale che ha portato il nome di Fogazzaro a essere noto. Fogazzaro è diventato noto con 2 libri. Uno è Daniele Cortis, che era il secondo romanzo, che piacque tantissimo alle donne, anzi il successo fu proprio determinato dal pubblico femminile, perché è la classica storia fogazzariana. Ecco, se qualcuno di voi mi chiedesse qual è il libro di Fogazzaro per introdursi, no, all'opera intera, probabilmente il Cortis, Daniele Cortis, che è una storia del classico dilemma dell'intellettuale italiano. La mia vita deve essere consacrata alla politica, quindi fondamentalmente agli altri,
oppure al soddisfacimento delle mie vanità sentimentali. E il protagonista è continuamente diviso, continuamente spartito tra il richiamo al dovere civico e invece le tentazioni dell'individualismo erotico, che, se ci pensate, è il tema delle ultime lettere di Jacopo Ortis alla fine, solo che qui è sviluppato molto modernamente, perché Daniele Cortis è un parlamentare il quale sta facendo una carriera politica in un partito. Guardate, qui Fogazzaro è stato chiaroveggente senza a sua stessa insaputa. Il partito politico di Daniele Cortis è una specie di anticipazione, di trailer della Democrazia Cristiana di Moro. Allora, chi qui è un po' più vecchio si ricorderà che la Democrazia Cristiana, il primo governo Moro, quello in cui direttamente al governo entravano i socialisti, era il governo che preparava il famoso compromesso storico, per cui il compromesso storico in Italia è stato la pietra dello scandalo politico della prima metà del secolo scorso, della seconda metà del secolo scorso. Il problema di una convivenza tra il partito di maggioranza al governo e il partito dell'opposizione, che poi voleva dire il partito clericale e il partito laico. Bene, Cortis era una specie di rappresentante di un partito che era laico, però con ideali di tipo fortemente clericale. Perché l'altra grande componente della vita di Fogazzaro è stata la vita religiosa. Fogazzaro è stato un cattolico che ha creduto molto, anche in modo per noi francamente incomprensibile, a certi dogmi e a certi articoli di fede della religione cattolica, e nello stesso tempo ha messo radicalmente in discussione il cattolicesimo integralista della Romana Chiesa, al punto tale lo ha fatto che quando nel 1905 è uscito il suo romanzo, quello che poi è stato più venduto all'estero e lo ha reso celebre, cioè Il Santo è finito all'Indice, cioè la congregazione dell'Indice lo ha scomunicato, per così dire, no? Quindi il libro di un cattolico, perché lui veniva da una famiglia cattolica con tra l'altro sacerdoti celeberrimi, perché nei parenti di Fogazzaro c'era Don Giuseppe Fogazzaro, che era stato un prete patriota, amico di Giacomo Zanella. Entrambi insegnavano al seminario di Vicenza, entrambi, che Giacomo Zanella è stato un po' il letterato sotto il cui patronato Fogazzaro aveva fatto le sue prove tecniche come scrittore. Quindi un cattolico strano, curioso, che ha passato tutta la seconda metà della sua vita a cercare di propagandare una specie di evoluzionismo mistico, che era un negoziato, un compromesso tra il darwinismo, che allora era di moda, e appunto il cattolicesimo, scontentando tutti. Cioè i cattolici non l'hanno più voluto tra di loro e gli evoluzionisti lo guardavano con sospetto, come una specie di insider non autorizzato, un infiltrato, no? Quindi in realtà mettendosi in una posizione curiosamente isolata, segregandosi e occupando un posto che era solo suo. E incredibilmente, ripeto, Fogazzaro, guardate, per me è stato sorprendente, perché io quando mi ero messo a scrivere questo libro su Fogazzaro, io non pensavo che, io l'avevo letto da ragazzo, Fogazzaro era una specie di apprendistato, era normale leggere Fogazzaro, ma io conservavo un ricordo bellissimo di Piccolo Mondo Antico, come di un libro comicissimo. E quando l'ho riletto per verificare le mie impressioni di lettore proprio così ventrale, gastrico, no? Perché io l'avevo proprio letto così, mi sono trovato di fronte a un libro ancora più bello di come lo ricordavo e ancora più improntato a questi toni di commedia. Quando poi sono andato a spulciarmi la letteratura critica e mi sono andato a sfogliare, tornando indietro nella memoria, perché io ero già feticista intorno ai 20-22 anni, conservavo le antologie delle elementari, delle medie, sono andato a vedere, e come era antologizzato Fogazzaro, era antologizzato come lo è ora, cioè
se dovevano scegliere un brano di prosa esemplare della sua produzione, sceglievano uno tipicamente da Piccolo Mondo Antico, ma cosa sceglievano? Sceglievano il brano più drammatico di tutti, no? La famosa, lo sapete, no? La famosa morte del figlio dei Maironi, no? Di Luisa e di Piero, di Luigi, scusate. Quindi un brano che è tra le cose più brutte del libro, perché lì proprio Fogazzaro si butta proprio sul gore, no? È un brano melodrammatico, specialmente se noi lo leggiamo in rapporto a ciò che precede e anche a ciò che segue. Perché se qualcuno mi chiedesse a bruciapelo, ma di cosa parla Piccolo Mondo Antico? A parte, guardate, a parte la bellezza del titolo, che è di un'ironia vezzosa, ma proprio vezzosa. Guardate, è un libro, Piccolo Mondo Antico, è un libro che parla dell'Italia in un modo che, se penso all'anno in cui è uscito, è chiaro che non poteva riscuotere successo. Cioè è la storia di un gruppo di persone, ambientato in Lombardia, è la storia di un gruppo di persone che sentono che intorno cominciano ad alzarsi i fermenti indipendentisti, no? Cioè che l'Italia vuole cominciare a liberarsi dal gioco dell'impero austro-ungarico. Ed ecco una cosa sorprendente, e loro sono indecisi, incerti se seguire la corrente e quindi diventare patrioti e a loro volta fomentare, no, questa specie di new wave, oppure fare come la loro vocazione, quella più intima, gli suggerisce: si sta così bene sotto gli austriaci, speriamo che passi questa cosa, no? Saranno dei fermenti del momento, come dei brontoli intestinali, no? Il libro Piccolo Mondo Antico fu tradotto 2 anni dopo l'uscita in inglese con il titolo The Patriot, il patriota, e il patriota sarebbe Luigi Maironi, che patriota non è affatto. L'unico personaggio vero patriota nel romanzo è una donna, sua moglie. Quindi incredibilmente, per la prima volta in Italia, l'indipendentismo, il nazionalismo sono impersonati da una figura femminile. Tutti i personaggi maschili sono, quando va bene, degli irresoluti e quando va male dei pavidi. Nessuno ha voglia di assecondare questo movimento, stanno tutti benissimo. Guarda, quando pensavo, c'è il primo capitolo, guarda, ecco, allora, Daniele Cortis è un buon viatico al corpus fogazzariano, ma se qualcuno dovesse scegliere, se noi dovessimo stilare una hit parade delle cose migliori di Fogazzaro, il primo capitolo di Piccolo Mondo Antico, che si intitola risotto, come si intitola? Risotto al tartufo, dove c'è un doppio gioco di parole, riso e risotto, no? E poi c'è tartufo con richiamo a Molière, no? Il tartufo è la figura del bigotto ipocrita, no? Che è il finto devoto che fa il parassita a spese della famiglia in cui vive, no? Orgon, no? Quello che si prende a casa Tartuffe lo mantiene, Tartufo per contraccambio gli insidia la moglie, no? Chi ha letto il romanzo se lo ricorda, no? C'è questa piccola delegazione che va a mangiare il risotto al tartufo a casa di adesso non vi racconto tutto, insomma, vanno a fare una cena che in realtà è una specie di cena cospiratoria. Uno dice: vanno a una cena cospiratoria, i nuovi patrioti parleranno di, non so, dei movimenti che sentono a Torino, perché il Piemonte era in quel momento la terra del diavolo, perché era lì che stava accadendo tutto, quindi parleranno del Piemonte. E invece di cosa parlano? Ma secondo te il risotto sarà scotto o sarà al dente? Tutto il discorso verte su cose alimentari. Indovinate chi parla più di tutti di riso? Il prete, no? che si trova lì. Ed è un racconto che ricorda, a me ha ricordato moltissimo
le parti satiriche di quel capolavoro straordinario che è I Morti, il racconto che conclude I Dubliners di Joyce, dove Joyce si fa beffe del nazionalismo irlandese, no? E dove anche lì ci sono queste figure di intellettuali tipicamente provinciali. Com'è l'intellettuale provinciale? L'intellettuale provinciale ha una preoccupazione, che è la preoccupazione che hanno anche adesso, intellettuali non esistono più. Diciamo le persone che appartengono alla bohème culturale di una città di provincia hanno questa preoccupazione, essere, come avrebbe detto Arbasino, up to date, essere sulla cresta dell'onda, cavalcare la tigre, non importa se la tigre è un somaro, non importa, l'importante è essere sempre aggiornati. Quindi i personaggi di Fogazzaro hanno questa eterna preoccupazione, non perdere il treno dell'attualità, perché potrebbe essere un treno che porta lontano. D'altra parte, essendo fondamentalmente disinformati e riluttanti, hanno anche paura di scoprire che possono sbagliarsi, e allora che figura farebbero? La stessa preoccupazione ce l'hanno anche i personaggi di Joyce, e cito Joyce non a caso, perché Joyce era un grande ammiratore di Fogazzaro. Quando sapete che Joyce era cattolico, quando Joyce era uno studente di Dublino, senza una lira, senza un baiocco in tasca, dove era ancora lungi dal diventare lo scrittore che conosciamo, pare che intorno al 1902 avesse letto Piccolo Mondo Antico e poi quella sequel abbastanza infelice di Piccolo Mondo Antico che è Piccolo Mondo Moderno, e li avesse amati molto. Tra l'altro lui, che aveva una conoscenza dell'italiano non superficiale, perlomeno a livello letterario, pare proprio che gli siano piaciuti, e quando scese, come sapete, a Trieste, dove per qualche tempo insegnò alla Berlitz, la scuola di inglese, insegnando tra l'altro a un altro grande scrittore, cioè Svevo, che però allora si chiamava Ettore Schmitz, pare che parlò molto della sua passione di Fogazzaro. Lui aveva due grandi predilezioni letterarie, Ibsen e Fogazzaro, che se ci pensate sono veramente, no, strane predilezioni, no, convergenti in uno scrittore. Bene, credo che un poco della sensibilità di Fogazzaro, del Fogazzaro del Piccolo Mondo Antico, sia confluita nella mesticanza dei Dubliners, nei racconti dei dublinesi. L'ironia, senz'altro, la capacità di scherzare sui personaggi, di ritrarre questo mondo così provinciale, così molto italiano. Non c'è un ritratto più bello e meno retorico dell'italianità di quello raffigurato in Piccolo Mondo Antico. E guardate che io insisto su questo aspetto per una semplice ragione: se c'era un momento di retorica nazionalistica era il momento risorgimentale. La ragione per cui generalmente quando si parla di risorgimento da noi la gente si stanca un po' è perché il discorso sembra sempre ripetere una medesima nota, no? Che è appunto quella dell'unione di tutti gli italiani per ottenere appunto finalmente questa famosa indipendenza, che sappiamo benissimo che in Italia l'indipendenza nazionale è stata voluta da un'elite. Quindi l'aspetto più bello di Piccolo Mondo Antico è incredibilmente in piena epoca, poco dopo l'unità d'Italia, raccontare un'Italia completamente diversa, non celebrativa, non autocelebrativa, raccontarla con un grande sorriso, raccontare per esempio di questo Maironi poveretto che sapete perché va a Torino a unirsi alle truppe di Vittorio Emanuele, perché fra poco è l'anno in cui dovrebbe scoppiare la prima guerra indipendenza italiana, no? Lui ci va perché sua moglie gli ha detto: se non ci vai io non vengo più a letto con te, proprio così, chiaramente. Tra l'altro mostrando l'unica coppia coniugale che sta insieme per ragioni erotiche, è la coppia Maironi, e questo guardate che nel romanzo traspare tantissimo, perché appunto, se qualcuno si ricorda il romanzo, l'ultima notte che passano prima che Luigi si vada ad arruolarsi con le truppe piemontesi è la notte in cui concepiscono il loro figlio, che poi diventerà il protagonista
del romanzo successivo Piccolo mondo moderno. Quindi quando io ho letto Fogazzaro la prima volta, io me lo ricordavo come un autore fondamentalmente ironico, spiritoso, forse l'unico autore davvero spiritoso del Risorgimento italiano. L'unico scrittore che gli tiene banco come spirito è Manzoni. Ma non sapete l'ironia di Manzoni che vi insegnano ad apprezzare l'ironia da signor preside, perché quando voi sentite a cosa si riferisce l'ironia di Manzoni ti vengono i capelli dritti, tipo le battutine, tipo i bravi insegnavano ai vignaiuoli lombardi come si trattano le donne, nel senso che le stupravano. Questa sarebbe l'ironia di Manzoni. L'ironia di Manzoni era un'ironia molto più sottile, molto più tramata nella lingua, no? Qualcuno di voi si ricorderà quell'incipit, quell'attacco, no? del primo capitolo dei Promessi Sposi, che me l'hanno fatto leggere a tutti, perché non c'è insegnante che non si sia sperimentato in questo esercizio di sadismo. Leggi quella descrizione e vienine a capo, ma non da un punto di vista del significato, da un punto di vista aerobico, cioè prova a leggerla tutta. Sono 15 righe, tu vai in apnea dopo 2 secondi, no, senza respiro, no? Per ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra 2 catene non interrotte di monti, tutto a seni, a golfi, a seconda del scendere e del rientrare in Allora, l'ironia di Manzoni in cosa consiste? In questo, nel mostrare come scriveva un prosatore italiano del XVII secolo, perché il romanzo I Promessi Sposi si finge una storia, no, del Seicento di un anonimo, no, che Manzoni ha trovato, e lui dice io l'ho rimessa, l'ho riscritta, no, l'ho rimessa a posto, ma naturalmente prima ti dà un saggio di come l'anonimo scrive. Come scrivevano allora i produttori? Così. Quindi il tema era un puro pretesto per mostrare l'uso virtuosistico della lingua. Questa era l'ironia di Manzoni, e l'ironia di Fogazzaro è più o meno simile. Ci sono delle descrizioni in Malombra, c'è la descrizione della villa di Marina di Malombra nei capitoli iniziali, è un capolavoro scenografico. Cioè, se voi andate a visitare la villa C'è, no? Sul lago di Como, potete portarvi dietro tranquillamente il romanzo e fare a meno della guida, perché viene descritta davanti e dietro, viene descritto il giardino, viene descritto anche l'interno. Sarà cambiato l'arredamento, ma la descrizione è incredibile. Quindi pensate che strano, un uomo che nel 1872 poteva scrivere cose così, che guardate, nel 1872 non c'era nessuno in Italia che potesse fare un discorso come quello che vi faccio sentire ora. Ho parlato del romanzo, allora la sua è quella che vi sto leggendo, è uno scampolo da una specie di conferenza o prolusione che lui ha tenuto nel 72, appunto dai banchi dell'Accademia Olimpica, no? Perché era diventato accademico olimpico, e lui dice: ho parlato del romanzo nei riguardi dell'arte, non nei riguardi dell'educazione pubblica. Non dissi della via che devono battere i futuri romanzieri italiani, degli scopi espressamente educativi che hanno a proporsi, onde portare la loro pietra all'edificio della civiltà della patria. Me lo impedisce la fede profonda che io professo a una dottrina confusa col realismo dagli uni, accusata di paganesimo dagli altri, mal conosciuta certo da chi la combatte in nome dello spiritualismo e della morale. Io credo all'assoluta indipendenza dell'arte. L'arte non è ancella di nessuno. Non si può imporre all'artista uno scopo espressamente educativo cui egli subordini il suo amore supremo, dolcezza e tormento dell'anima, l'arte. E se non si ama così, non si crea. 1872, c'era nessuno che in Italia potesse dire una cosa di questo genere in quegli anni lì. E la cosa curiosa è che lui si sarebbe smentito dal 1900 in avanti, perché
fondamentalmente da quando scrive Piccolo mondo moderno fino all'ultimo romanzo che si intitola Leila, che viene pubblicato pochi mesi prima che lui muoia, lui mette fondamentalmente a servizio l'arte del romanzo a scopi di propaganda di questo appunto evoluzionismo mistico, di questa conciliazione impossibile tra vita politica laica e fede religiosa e morale. E infatti i romanzi che vanno da Piccolo mondo moderno a Leila sono di una bruttezza commovente, cioè sono brutti, cioè, Leila è bruttissimo, Leila non leggetelo, tanto non lo trovate perché non l'hanno ristampato, no? Però veramente sono brutti, sono quasi indegni dell'autore di Piccolo mondo antico, cioè è incredibile pensare che Fogazzaro, andando avanti, si è arretrato artisticamente, eppure è proprio quello che è successo. Quindi è stranissima questa sua strana parabola artistica. I romanzi, perché lui tra l'altro è stato uno dei pochi scrittori che ha scommesso sul romanzo, che aveva preso molto sul serio l'esperimento pazzesco di Manzoni, perché guardate che Manzoni, Manzoni era l'unico scrittore italiano che aveva una di statura europea. Ora, Manzoni era di statura europea fondamentalmente per due ragioni. La prima, perché culturalmente proveniva dall'illuminismo. Basta che pensate che suo nonno era Beccaria. In secondo luogo, pur essendosi convertito anche lui, secondo me per ragioni per essere lasciato in pace dalla moglie, era uno scrittore che a un certo punto si era stancato di una fama già consolidata che aveva come poeta e aveva intrapreso una cosa per la quale era stato criticatissimo, non solo all'interno della cerchia familiare, ma anche tra coloro che lui chiamava i suoi colleghi, cioè scrivere un'opera in un genere letterario che era considerato pura perdita di tempo, puro intrattenimento, cioè il romanzo. Il romanzo in Italia era considerato un sottogenere. Manzoni decide di scrivere questo romanzo, sapete la storia, no? Lui lo fa quasi di nascosto. Lui aveva un confessore a casa, non sapete, quando si è convertito, poveretto, quello che era diventato nevrastenico. Sapete che Manzoni soffriva di attacchi di panico, no? Lui scriveva di nascosto, il suo confessore lo inseguiva nelle stanze, gli diceva: ma cosa combini? Perché non finisci le osservazioni sulla morale cattolica che lui ha lasciato incompiute? Perché lui stava leggendo Walter Scott, Samuel Richardson e Fielding, no? Gli autori che la mammina gli mandava da Parigi, no? La Babilonia europea, no? Gli mandava questi romanzi che parlavano di storie d'amore. Quindi Manzoni, quando pubblica il suo romanzo, tra l'altro Manzoni non ha nemmeno avuto il coraggio di essere sperimentatore fino in fondo, era italiano. Gli italiani sono così, sono pionieri, fanno un passo avanti e due indietro. E Manzoni non si è smentito. Manzoni, guardate che se voi pensate che Fogazzaro aveva capito, ma ha capito artisticamente l'audacia di Manzoni. Ma voi sapete per esempio che la storia della colonna infame, che credo conosciate tutti, in origine doveva far parte dei Promessi Sposi. Sarebbe stato un'anticipazione dell'uomo senza qualità di Musi. Cioè, Musi l'ha impostato il suo capolavoro con lo stesso criterio digressivo di Manzoni. Guardate che è incredibile, Manzoni ci aveva già pensato, ma non aveva il coraggio di inserire una digressione così mostruosa all'interno di un romanzo, lui che poveretto era il pioniere di questa. E allora che cosa ha fatto? Una scarpa, uno zoccolo. Non ha cassato la storia della colonna infame, l'ha messa in appendice ai Promessi Sposi, che nessuno ha capito perché. Perché tu finivi un romanzo di 700 pagine e poi ti trovai di fronte sti atti del processo contro il monaco in capito. Adesso mi dovevo leggere questa cosa qua, che invece collocati in seno al romanzo avrebbero prodotto un effetto esplosivo. Un romanzo basato su digressioni è Piccolo mondo antico. Piccolo mondo antico è un romanzo tipicamente senza eroe.
non ha un eroe, perché Luigi Maroni non è l'eroe di Piccolo Mondo Antico. Il Piccolo Mondo Antico è un polverio di episodi tenuti insieme appunto dal tema, da uno pseudotema patriottico, ma è un romanzo proprio che mostra che Fogazzaro aveva proprio capito, intuito dove Manzoni voleva andare, e contestava però, ecco, altra cosa incredibile di Fogazzaro, contestava la cancellazione che Manzoni volutamente aveva voluto dell'elemento sessuale dal romanzo, che è un punto obiettivamente che chi legge I Promessi Sposi si accorge. Da qui la nostra grandissima affezione, simpatia nei confronti della monaca di Monza. No, l'unico momento realmente hard dei Promessi Sposi è la sventurata rispose. Ecco, quello è l'apice, il momento apicale dell'erotismo manzoniano, voluto. Manzoni non è che non fosse capace, ma non ha voluto. Manzoni diceva: non ho parlato di Eros perché ritengo che, questa fu la spiegazione che diede Manzoni, celebre, ritengo che si parli e si faccia sesso un po' troppo fuori dal romanzo, non mi sembra il caso di metterlo pure dentro il romanzo. Era una boutade, chiaramente, ma allora i letterati non avevano grande senso dell'umorismo, per cui fu presa come un articolo di fede. Fogazzaro la contesta e nel contestarla, lo dice proprio, no? Scrive proprio un saggio su questo, dice: sono d'accordo se la storia d'amore fosse una storia, pensate su cosa dibattevano i letterati italiani nel 1800, invece che scrivere e basta. No, pensate che difficoltà che c'era, perché bisognava vincere le resistenze morali, le censure, ma soprattutto bisognava vincere le autocensure. E quindi lui dice: beh, io sarei d'accordo a censurare l'elemento sessuale se l'elemento, attenzione che cosa dice, se l'elemento sessuale nel romanzo non facesse procedere la vicenda, che è un punto di vista incredibile da scrittore. Infatti tutte le storie d'amore di Fogazzaro bordeggiano, costeggiano pericolosamente l'increscioso connubio, ma non c'è mai la consumazione. Potremmo proprio dire che le storie d'amore di Fogazzaro sono un continuo titillamento costantemente prorogato del momento fatale dell'incontro tra i due amanti. È la ragione per cui piacevano così tanto le storie. Daniele Cortis è proprio così. Quando finalmente la cugina di Daniele Cortis, Elena Carrera, gli dice: guarda, io non ne posso più di mio marito, diamoci alla pazza gioia, e lui che cosa fa? Allora fissano l'incontro, immaginate le lettrici di allora, secondo me saltavano le pagine, no? Fissano l'incontro, naturalmente Fogazzaro da grande narratore, che cosa fa? Comincia ad allungare i tempi dell'attesa e crea questo climax, no? questa grande aspettativa. I due si devono incontrare dopo che Daniele Cortis ha pronunciato il suo primo discorso da parlamentare ai banchi appunto del Parlamento, e lui che cosa fa? Sviene. No, sviene, quindi manda all'aria tutto, ma poi lo svenimento, vedete, viene considerato provvidenziale perché appunto è la vittoria dell'elemento morale, no? Su quello edonistico. Guardate che erano temi, gli stessi temi delle affinità elettive di Goethe, uguali, identici. A che cosa si deve dare la precedenza? Alle responsabilità che tu hai nei confronti delle persone o al tuo piacere? Perché è questo il tema delle affinità elettive, no? Hai trovato la persona che consuona con te, ma hai contratto un obbligo nei confronti di un'altra. Che cosa devi fare? Qual è la soluzione più giusta, non tanto da un punto di vista etico, quanto proprio da un punto di vista della soddisfazione interiore, no? Fogazzaro è un grande elaboratore di questi temi, grandissimo elaboratore. Il mistero del poeta, che è il libro che vi scoraggio da prendere in mano, il mistero del poeta è legato a questo. Unico romanzo di Fogazzaro scritto in prima persona, tra l'altro, ed ebbe un successo enorme. È un romanzo abbastanza noioso, tra l'altro ambientato in Germania, non a caso,
in cui appunto c'è questo inseguimento, no, di questo amore che nasce, no, tra due persone che non si erano mai viste prima e che però sentono questa affinità elettiva tra di loro, ma non la seconderanno mai fino in fondo. Nel 1905, quando lui pubblica Il Santo, che non so se sapete la storia del Santo, la storia del Santo è un romanzo abbastanza stancante su una specie di figura di mistico che mette in crisi, una specie di reincarnazione, figura cristologica che mette in crisi la Chiesa del Papa, no? Guardate, io mi immagino quanto sarebbe stato felice Fogazzaro se avesse conosciuto Giovanni XXIII, dove sarebbero andati d'accordo perfettamente, no? Invece lui aveva questi papi integralisti, controriformisti che lo guardavano malissimo, no? E nel 1905 mette in scena questa storia in cui, indovinate, l'unica persona che mette in crisi questo martire è una donna, la quale gli si offre. Ecco, un altro tema di Fogazzaro è l'identificazione del sesso, dell'elemento sessuale con la miscredenza. Quindi tutte le volte che si cede al desiderio erotico, il desiderio erotico coincide con la perdita del freno morale. Erano temi, guardate, fatti apposta per conquistare il pubblico di allora, trattati con una abilità, devo dire, narrativamente straordinaria, raramente ripetuta. Ma non sono le qualità di Fogazzaro, non sono queste. Le qualità di Fogazzaro sono, innanzitutto il suo grandissimo senso di humor in Piccolo Mondo Antico, le scene corali di Piccolo Mondo Moderno. Allora, Piccolo Mondo Moderno ha una delle scene di festa più belle della letteratura italiana ed europea dell'Ottocento. È questo ricevimento, un vero e proprio party che si tiene poi alla fine a Villa Nani, Valmarana, Vicenza, dove Fogazzaro aveva stabilito la propria residenza, era la casa della moglie. Voi potreste percorrere i locali della foresteria e quelli della villa tenendo in mano Piccolo Mondo Moderno, questo tipo di improbabile esercizio che piace molto alle persone che vanno in cerca dei luoghi, di una visualizzazione tridimensionale dei luoghi romanzeschi. Ma la scena è straordinaria, ci sono solo 2 scrittori in Italia che sanno raccontare così bene la festa, che sono Fruttero e Lucentini. Ma nessuno ha la capacità di ritrarre un'umanità, un piccolo campionario di umanità come fa Fogazzaro, nei suoi vizi, nelle sue virtù, nei suoi birignao anche linguistici. Fogazzaro è uno dei primi a introdurre il dialetto nel romanzo, sia in Piccolo Mondo Antico che in Piccolo Mondo Moderno. Ma non, sapete, quelle operazioni colte alla Carlo Emilio Gadda, in cui il dialetto diventa quasi un equivalente di una lingua morta come l'aramaico o il latino, per cui quasi più importante per quello che non ti permette di capire che per quello che ti comunica. No, proprio il dialetto, tra l'altro un vicentino regionalizzato, prima ancora che si potesse parlare di vicentino regionalizzato. I personaggi di Fogazzaro parlano in dialetto tra loro con grande volubilità, sono molto... leggetevi le pagine di Piccolo Mondo Antico e Piccolo Mondo Moderno, sono bellissime. I preti che parlano in dialetto sono straordinari, che vedi i 2 registri della retorica ecclesiastica, quello ufficiale e quello ufficioso. Quindi non ci sono solo i preti che parlano il latinorum, ma ci sono anche quelli che sanno comunicare, no? Tra l'altro lui aveva una pratica, cioè le persone più spregiudicate intellettualmente che lui aveva conosciuto erano dei sacerdoti. Cioè, perché Zanella, Mariano Fogazzaro erano personaggi che a paragone Massimo d'Azeglio sembra un bacchettone, erano personaggi veramente che travalicavano i confini e lui è cresciuto in mezzo a questi qui. Però che delusione gli ha dato, perché mentre loro erano degli estremisti, lui fu sempre politicamente un moderato,
Il moderatismo è stata la scelta di Fogazzaro, sempre. Lui ha sempre cercato di fare da pacere, no? Come ha cercato di contemperare il darwinismo con la religione cattolica, così cercava in politica di mettere insieme poli opposti, senza riuscirci perché non era proprio capace. E poi l'altra grande cosa di Fogazzaro, l'elemento soprannaturale, l'altra ragione per cui lo leggevano tutti, no? Il secolo della scienza, del positivismo, cioè la seconda metà dell'Ottocento, era anche il secolo dello spiritualismo, il secolo di Eusapia Palladino, dei medium, delle sedute spiritiche. Qualcuno di voi si ricorderà che in Guerra e Pace Anna Karenina partecipa a una seduta spiritica col tavolino che balla, no? Una seduta spiritica c'è anche in Malombra. Malombra è convinta di essere la reincarnazione di una sua parente, la quale era stata murata viva, come in un racconto di Poe, perché aveva amato un militare, naturalmente essendo sposata. Per esempio, questi aspetti gotici di Fogazzaro piacevano tantissimo, erano proprio ricercati, ma riuscite a immaginare cosa poteva offrire il romanzo italiano? Il romanzo italiano emetteva i primi vagiti. Tra l'altro non c'era nessuno che dopo Manzoni avesse prodotto qualcosa di poco meno che decente, perché Verga non ha avuto nessun successo quando hanno pubblicato in Malavoglia e Mastodon Gesualdi. I due si sono scritti, Verga, quando Fogazzaro pubblicò Piccolo Mondo Antico, scrisse una lettera dicendo che il romanzo gli era piaciuto molto. Fogazzaro rispose molto urbanamente, affettando una grande ammirazione per Verga che secondo me non aveva, ma non perché considerasse Verga uno scrittore di secondo piano, perché questo non credo proprio, ma perché Verga per sensibilità anche linguistica era lontanissimo da Fogazzaro. Verga era più rivoluzionario in un certo senso perché Verga sentiva tutta la pesantezza, tutto il costo enorme che comportava per lui rinunciare alla sua lingua madre. Ma vi rendete conto cosa facevano gli scrittori nati al sud in Italia, poveretti? Cioè che dovevano andare a Firenze a imparare il toscano per scrivere in italiano. Quindi ogni volta che scrivevano dovevano pensare in catanese o in agrigentino e poi tradurre non il toscano il toscano letterario, quindi quello del Cinquecento, poveretti. Ma solo noi, solo in Italia succedono queste calamità qua, no? Mentre fuori l'Europa, guardate che sono gli anni in cui furoreggia Dostoevskij, Dickens muore nel 1870. Vi rendete conto? Dickens? C'è solo un romanziere in Italia che regge il paragone con Dickens, che è Fogazzaro, per Piccolo Mondo Antico. Su tutto il resto, guardate, una cosa da sfigurare totalmente, ma proprio da sfigurare. Quindi vedete che cosa curiosa. E poi la fine di Fogazzaro, no? Fogazzaro ridotto alla sua dimensione, per così dire, strapaesana. Per cui le letture di Fogazzaro sono tutte letture che utilizzano l'opera letteraria come un Bedecker. Vuoi visitare Vicenza? Vicenza è una città cosparsa di tracce di Fogazzaro. Sapete, la casa dei Carmini, che era appartenuta ai genitori, al papà di Fogazzaro, che era un commerciante della lana, dove si trova la targa, no? Vicino alla chiesa di Santa Croce, per intenderci, quindi proprio in fondo al corso intitolato a Fogazzaro. Voi trovate allora vanno lì, fanno la gita, poi vanno a Villa Valmarana a vedere dove Fogazzaro trascorse le sue giornate, guardando la Valletta del Silenzio, eccetera eccetera, la collina di San Bastian, no? Eccetera. Ma povero Fogazzaro, no? Ridotto a queste dimensioni qui che non sono sue. Pensate che una volta chiesero ad D'Annunzio cosa ne pensa di Fogazzaro. Fogazzaro era famoso. D'Annunzio diede una risposta tremenda, disse, siccome l'intervista gliela faceva un giornale francese, lui rispose in francese dicendo il est de Vicence, fine del commento, che è tremendo, no? Cioè, di Vicenza, no? Cioè, quindi provincia anche letteraria, no? Invece non è vero.
non appartiene alla provincia letteraria. Quindi quando io mi sono trovato a scrivere la voce relativa a Vicenza, perché non era possibile evitare, no? Cioè, il corpo di Fogazzaro, per così dire, il corpo mistico di Fogazzaro è disseminato a Vicenza, avevo deciso di fare giustizia di questa cosa qua, perché non ne potevo più. E quindi dico, no, parlare della vicentinità di Fogazzaro, perché quando io ho cominciato a frequentare per così gli ambienti culturali di Vicenza, tutti mi dicevano Fogazzaro perché è bello leggerlo, perché è un esempio di vicentinità. E io, non avendo mai capito bene cosa consiste questa vicentinità e sospettando che non fosse una cosa molto nobile, dicevo, ma non riesco a capire, non riesco a vedere questa vicentinità in Fogazzaro. Quindi parlare della vicentinità di Fogazzaro è un po' come voler commentare la famosa battuta che il giornalista Stanley, giunto in Tanzania nel 1871, rivolse all'esploratore e missionario David Livingstone: Dr. Livingstone, I suppose. Frase tanto espressiva del formalismo britannico quanto apocrifa, perché poi non l'ha mai detta, capito? Quindi la cosa più rappresentativa del formalismo britannico è un apocrifo. Sapete, no? Qual è la frase più famosa di Sherlock Holmes? Elementare Watson. Non la troverete mai nell'opera di Conan Doyle. No, questa frase Holmes non la dice mai, è apocrifa. Mica male, cioè, per dire cosa comporta il successo. Se c'è un aspetto di Fogazzaro sondato oltre ogni possibile soglia di trivellazione, questa è la sua appartenenza a Vicenza, il suo legame con Vicenza, il suo amore per Vicenza. È abbastanza dubbio che Fogazzaro ci abbia guadagnato, quantomeno dal punto di vista dell'unica pubblicità che possa interessare uno scrittore, quella sui suoi libri. Cioè, se parlare di Vicenza e di Fogazzaro avesse promosso l'opera di Fogazzaro, ben venga, continuiamo, ma non è andata così. Vicenza, città risorgimentale come poche altre, ha corridoi fogazzariani così vasti e ramificati da rendere quasi obbligato l'incontro con la figura storica dello scrittore. L'incontro con la sua opera non ha di regola lo stesso carattere di necessità. Fogazzaro sconta, perlomeno a Vicenza, il fatto di essere il genius loci della città in condominio con Andrea Palladio. Le due vie principali di Vicenza, la strada del passeggio e della cerimonia sociale del riconoscimento, sono intitolate una al grande architetto del Cinquecento e l'altra al romanziere dell'Ottocento. Pare inevitabile che si intersechino perpendicolarmente, quasi formando una croce latina, di cui Corso Palladio sarebbe il braccio più lungo. La via dell'architetto è più trafficata in tutti i sensi, almeno fino ad oggi. Sapete, no, che il problema eterno di Vicenza dal punto di vista urbanistico è la riqualificazione di Corso Fogazzaro. Dibattito che dura tuttora, macchine, non macchine, la pedonalizziamo, non la pedonalizziamo, è una delle vie più belle. Se voi andate a Vicenza, non adesso ma d'estate, trovate Corso Palladio ingorgata, Corso Fogazzaro deserta, ma sempre così, da quando io sono nato. Ma Palladio, ecco, ha il vantaggio di avere l'essenziale, cioè la sua opera architettonica, a fargli da biglietto da visita. Invece in Fogazzaro l'essenziale sta dietro le quinte dell'accessorio, cioè dietro i luoghi commemorativi del suo passaggio in vita, i quali hanno un potere di suggestione generico e dispersivo e tendono semmai ad accaparrarsi l'attenzione e non a indirizzarla verso qualcos'altro. Se voi andate a vedere la casa dove Fogazzaro è vissuto, cioè la villa Valmarana ai Nani, rimanete talmente conquistati dalla bellezza della villa che vi dimenticate il motivo per cui ci siete andati. Quindi Fogazzaro, poveretto, è anche sfavorito dai luoghi del suo soggiorno. Lo svantaggio probabilmente incolmabile di avere i titoli della propria gloria non solo schermati ma usurpati dai luoghi di nascita e di residenza, elementi fortuiti e comunque marginali rispetto all'opera, è aumentato dal fatto che questi luoghi possiedono, nel caso di Fogazzaro, un loro fascino.
e una bellezza che reclama l'omaggio, non lo aspetta, lo esige. A questo handicap, questa è una mia personale posizione che si può anche non condividere, a questo handicap se ne affianca un altro, non secondario, secondo me, e magari discutibile. Vorrei far notare sommessamente questo avverbio democratico da me inserito dentro, magari. In realtà io sono sicuro che è così. La pretesa segreta del cittadino di Vicenza, che sia Vicenza ad aver fatto la fortuna di Fogazzaro, non il contrario, che i vicentini sono convinti così. Fogazzaro ha reso celebre Vicenza. È Vicenza che ha reso celebre Fogazzaro. Ma questo un vicentino non lo ammetterà mai, proprio come una madre che mentre gode nel sentirlo dare la genialità del figlio, tiene per sé il piacere di immaginare che cosa stanno pensando tutti all'unisono, che il vero genio è lei, che il figlio lo ha fatto. Vera o no, questa pretesa viene spesso allargata all'opera, che finisce con l'essere letta come un Baedeker, cioè come una guida turistica, quando non viene messa a far numero tra le attrattive del posto. Tu vai alla Villa Valmarana a Ainani e ci sono le opere omnia di Fogazzaro che lì, con delle ragnatele talmente spesse che ormai è diventata voluminosa al doppio, perché non la tocca nessuno. Non è rara, anzi è addirittura diffusa, l'abitudine di applicare a un testo di Fogazzaro i parametri che si adoperano per valutare la bontà di una guida turistica. Congratularsi con Fogazzaro per la fedeltà con cui il piccolo mondo moderno riproduce la vicentina Villa Valmarana detta Ainani è come rimproverare Stendhal di scarse cognizioni geografiche allorché situa a Parma una Certosa che non c'è mai stata. No, sapete, c'è il romanzo di Stendhal, si chiama Una Certosa di Parma, che con Parma non ci azzecca, no? D'altra parte Shakespeare aveva detto che a Verona c'era il mare, no? Quindi in realtà gli scrittori si prendono tutte le licenze che vogliono e hanno diritto a farlo, quindi le letture, diciamo così, realistiche o naturalistiche di Fogazzaro sono noiose, non hanno nessun senso, e tuttavia questa è la chiave anche in sede accademica che si privilegia per avere accesso a Fogazzaro, danneggiandolo secondo me gravemente, mentre sarebbe molto più bello fare un discorso sul piccolo mondo antico. Adesso, per chiudere degnamente, volevo leggervi la parte secondo me più interessante di questo piccolo libro, la intervista impossibile ad Antonio Fogazzaro, che mi fu chiesta dall'editore. Allora, l'intervista impossibile è stata scritta così: le parole sono tutte di Fogazzaro, quindi non mi sono inventato nulla, le parole sono di Fogazzaro, le domande sono mie, quindi io, interpolando le battute di Fogazzaro, sono riuscito a creare l'intervista, che adesso vi leggo non tutta, ma un po' per darvi idea, no? Quindi io comincio dicendogli: senatore, è un piacere ancor prima che un onore poterla intervistare. Spero che il divario d'età che c'è tra noi non rappresenti per lei un impedimento. Risposta di Fogazzaro: creda, non temo la nuova gioventù, anche se ormai sono vecchio. Temo soltanto quei giovani e quegli uomini che non hanno vita interiore. Chi ha vita interiore ha in sé l'infinito, che può produrre inquietudini, smarrimenti, deviazioni, ma l'infinito è Dio e Dio è intelligenza e bontà. Allora io dico: le sono grato della fiducia, ma aspetti a giudicarmi dopo aver sentito la prima domanda. Risposta di Fogazzaro: io sono un artista che studia gli spiriti e guai se non sapessi vedere un'anima attraverso un viso, una voce, una parola. Allora io dico: troppo buono. Allora mi permetta di esordire chiedendole se ha niente in contrario che questo nostro succinto colloquio finisca in appendice a un libro a lei dedicato. Risposta di Fogazzaro: già la mia pelle è abituata a simili operazioni, la s'espusa come un criveo.
parole di Fogazzaro, ripeto, non inventate da me. Allora io gli dico, sa, non è un libro sui fatti personali della sua vita, parla soprattutto dei romanzi per cui lei è celebre. Secondo la mia debole opinione, sono tutto quanto c'è da sapere di lei. In fondo sono loro ad aver propagato il nome di Fogazzaro nel mondo. La sviolinata. Risposta di Fogazzaro: ho molto sognato una volta l'ammirazione degli uomini e quella delle donne anche di più, se vuole. Adesso ho certo ancora una gran dose di vanità, ma sento come i piaceri della vanità passino presto e siano più che bilanciati dalle sofferenze della vanità. Allora io a questo punto, un po' provocato, lo incalzo e gli dico: non mi dica che le spiace sapere il suo nome tramandato ai posteri. Risposta di Fogazzaro: ho avuto giorni molto tristi e anche ore amare invisibili al mondo e battaglie pure occulte e così fiere da lasciarne poi feriti i miei nervi, e la conclusione di tutto questo è che mi trovo a essere una ben povera e misera creatura e che quando mi sento lodare come superiore ad altrui ne provo insieme piacere, benché non vorrei, e umiliazione profonda, che è il solo sentimento giusto e buono. Allora io a questo punto dico: lei parla come Daniele Cortis, perché questo è proprio il frasario del Cortis, infatti è tolta dal Cortis questa frase qua. Allora io a un certo punto voglio animare l'intervista, gli dico: non un personaggio simpaticissimo, se posso prendermi la libertà di dirglielo, e mica lui soltanto, anche Piero Maironi, che sarebbe il protagonista di Piccolo Mondo Moderno, con quelle pretese di perfezione. Allora Fogazzaro fa: riconosco il mio difetto di mettere nei miei libri troppi esseri eccezionali, prossimi all'ideale. Allora io dico: sa cosa penso? Che lei abbia un po' barato con se stesso. Lei sapeva di storpiare Cortis facendolo così tanto virtuoso, intendo storpiare sul piano morale. Se Cortis avesse ceduto un tantino, lo avremmo amato di più, avremmo capito meglio la sua intransigenza, glielo dico da lettore, ma lei lo sapeva anche perché ha letto la buona letteratura straniera dei suoi tempi, eppure ha voluto fare di Daniele un superuomo da catechismo, tutto per dare il buon esempio al lettore. Allora Fogazzaro, un po' scocciato, mi dice: ma le mie argomentazioni, dica, non le sembrano persuasive? Allora io dico: beh, dal punto di vista del piacere della lettura, allora Fogazzaro, niente conforta l'anima quanto la coscienza di compiere un dovere e di fare del bene. Daniele Cortis mi ha procurato moltissime lodi nei giornali, la maggior parte delle quali non mi soddisfacevano perché fatte male, ma le consolazioni pure, durevoli, profonde mi vennero da lettere di ignoti, anche anonimi, che li ringraziavano del bene fatto al loro spirito. Guai se questa fede di giovare anche pochissimo ad una o due anime venisse a mancarmi. C'è proprio delicesse, no? Allora io gli dico: sì, ma cosa c'entra questo con il romanzo? Prenda Marina di Malombra, quella faccenda, mi scusi, davvero mal calibrata della reincarnazione, come se una donna come Marina possa accettare di essere seconda a qualcuno, fosse pure una morta. Allora dice: il guaio di Marina è, secondo me. Allora Fogazzaro mi interrompe e dice: me ne ero innamorato e sognavo di farmene amare. Essa era per me la donna che non somiglia a nessun'altra e l'avevo plasmata d'orgoglio per l'inesprimibile piacere di poterla dominare. Tutto ciò che ho letto di poi sull'amore mi pare freddo e insipido in confronto alle ebbrezze che una donna come Marina avrebbe potuto dare a un amante degno di lei. Allora io gli dico: lo vede che quando si lascia andare viene fuori il paleo-veneto che è in lei? E allora Fogazzaro mi dice: è una vergogna di essere alla mia età così bambino come lo sono qualche volta. Allora io vado avanti, adesso non sto a leggere tutto, e a un certo punto io gli dico: le chiedo venia se insisto, le dico: ma non esiste niente di più durevole e di più solido dei suoi romanzi? Presso di noi lei è reputato grande a causa di quelli. Risposta di Fogazzaro: la gente che mi legge mi trova alto.
e io mi sento così misero e basso. Guardi, senatore, che se continua su questo tono finirò col prenderla alla lettera. Sa come si dice, chi semina vento. E Fogazzaro: mi piace la sua franchezza, riprenderemo il discorso un altro giorno, ci intenderemo certo. Parole sue, Prima di salutarla, sarei lieto se lei volesse accettare un minuscolo dono da parte della posterità. Questa è una provocazione mia, no? Io sono uno della posterità che lo intervista e voglio fargli un regalo che è anche un dispetto. E indovinate cosa gli voglio regalare? Gli voglio regalare le opere di uno scrittore lombardo che piace molto a me, Aldo Busi, a Fogazzaro. Allora Fogazzaro mi dice: ella desidererebbe darmi un libro, che posso dire per ringraziarla? Si figuri, dico io, l'onore è mio. Sa, è un romanzo di uno scrittore originario delle parti di sua madre era di Oria, Valsolda, quindi lombarda, provincia di Brescia per l'esattezza. È un grande della letteratura non solo italiana, anche se ha il difetto di non essere morto. Risposta di Fogazzaro: lei è ancora molto giovane, legga Carducci, lo legga e lo rilegga sovente, non se ne pentirà. Allora io dico: ho sentito bene, Carducci? Carducci. Senatore, dico io, no, a questo punto stiamo chiudendo, sono le ultime due battute, dico: senatore, lei mi piace, è proprio un classico, non è più possibile farle cambiare idea. Mi chiedo se lei è sempre stato così, voglio dire, quando era ancora in vita, imperfetto. La mia vita esterna si dice in 2 parole, ma la mia vita intima è un fortunoso dramma. Mi sembra, dico io, la chiusa ideale per questo interludio. C'è qualcosa che posso fare per sdebitarmi con lei, per risarcirla della sua pazienza, della sua cortesia? Risposta di Fogazzaro: voglio essere molto ardito. Si parla spesso di romanzi americani moderni, assai originali. Se col tempo vorrà scegliere per me un romanzo americano bello, mi farà ben piacere. Allora io gli dico: lusingato di poterle essere utile, senatore, conti su di me. E la battuta con cui chiude Fogazzaro, con cui vi saluto io, è: non ho più tempo di chiacchierare e l'ho fatto abbastanza, non è vero? Mi scriva presto, giovanotto, mi conservi la sua amicizia che mi è tanto cara.